I risparmiatori sciocchi e creduloni? O la stampa locale non li ha informati? Leggi anche tu BPV Bugie Popolari Vicentine, il dossier che Giovanni Coviello ha consegnato alla Commissione d'inchiesta regionale sulle banche venete. BPV Bugie Popolari Vicentine, 180 pagine di fake news e inganni della banca. Ritira subito la tua copia nelle migliori edicole e librerie o vai sul sito shop.vicenzapiù.com, su Amazon o direttamente nella sede di Vicenza Più in strada Marosticana 3. Leggi BPV Bugie Popolari Vicentine per non farti ingannare mai più. Patrizio Miotello, vengo anch'io a trovarla perché siamo sempre in movimento in questi giorni. Faccio l'ingresso un pochettino teatrale come si usa fare in televisione, anche se non siamo teatrali né teatranti. Vi siete incontrati l'8 novembre, praticamente tutte le associazioni che interessate dalla legge di bilancio che partendo dal 205 sta facendo quadrare i conti per cominciare a ristorare finalmente le vittime delle banche. Vi siete incontrati l'8 di novembre al MEF, presenti il ministro Fraccaro e soprattutto il sottosegretario Bitonci e il sottosegretario Villarosa del MEF che hanno competenze in questo ambito, più altri politici e così via. Presidente del bilancio Daniele Pesca. Comunque già citavo a quel ruolo in specifico. La riunione, da quello che so, è stata abbastanza animata, ma questo non ci interessa in questo momento qui. Siete usciti da quell'incontro con il MEF che vi ha invitato e che ha fatto costruire su vostra scelta un tavolo di coordinamento per le richieste con 18 componenti del tavolo. Allora, l'inizio... E allora volevo solo chiedere, vi siete lasciati quell'impegno di trasmettere al MEF entro il 13 di novembre, sì, e oggi è il 13 novembre, le proposte che state facendo, che pensavate più importanti da fare al capo terzo, articolo 38, perché noi ci parliamo della legge di bilancio che riguarda i ristori ai risparmiatori. Ecco, io farei... Ci può fare un po' il punto? Sì, allora il punto è questo. Intanto noi l'8 di novembre siamo stati invitati, siamo andati, perché c'erano delle criticità nel progetto di legge che noi siamo venuti a conoscenza da Vicenza Più, e quindi queste criticità le siamo andate subito a dimostrare diciamo al sottosegretario, ai due sottosegretari. Prima di iniziare, voglio che sia chiaro, il sottosegretario Bitonci e il sottosegretario Villarosa hanno fatto una panoramica dicendo che che loro mantengono comunque quello che avevano detto nell'incontro del 4 ottobre e che quindi il 30% è da considerare un acconto, che per quanto riguarda la dimostrazione sarà semplificata. Detto questo, del danno. Detto questo, diciamo, sono andati nei vari particolari dicendo bene, c'è questo testo che abbiamo visto anche noi, c'è stato qualche problema, però abbiamo già fatto in maniera di intervenire, quello che vi abbiamo detto noi manterremo, anzi aumenteremo la capienza perché risulta che arriverà un ulteriore miliardo sempre dai conti dormienti e che quindi aumenteremo, addirittura arriveremo, si pensa, su un 40%, 45%. Quindi hanno fatto una panoramica diciamo immediata. Quindi io a quel punto di fatti mi sono tranquillizzato perché andiamo avanti altrimenti perfetto. Indubbiamente questo è stato. Allora alla fine hanno detto scegliete 10 rappresentanti, partiamo col tavolo di regia, non c'è tempo da perdere perché abbiamo bisogno del vostro supporto, delle vostre idee, mandateci le vostre idee, però dovete trovare praticamente una forza unica in modo da farci lavorare più presto possibile e meglio possibile. Sono state scelte queste 10 persone. Villarosa mi ha detto che erano 18. Mi ha appena chiamato. Vabbè, adesso... Comunque dice che erano 2 per banca, quindi sono 18 rappresentanti. Comunque, ecco, dopodiché siamo andati a casa, quindi per noi era tutto completamente nella normalità, anzi
eravamo felici dell'incontro perché effettivamente era stato confermato Ok, che andiamo avanti. quindi il giorno successivo puntualmente è arrivata la mail, quindi da parte del MEF vi preghiamo di fare le proposte Entro il 13 novembre. entro il 13 novembre, al che noi abbiamo fatto un'iniziativa, abbiamo lanciato questo incontro presso la sede dell'Ezzelino, della nostra associazione. Lei ha invitato tutti i componenti del tavolo Tutti i componenti, poi ho mandato anche a tutte le associazioni. per poter partecipare se volevano Sì. o per poter conoscere i Sì, risultati. diciamo che io ho mandato la mail un po' anticipata pensando, attenzione, vi comunico, se qualcuno vuole venire venga, insomma. Detto questo, ci siamo incontrati a Onara e là abbiamo preso punto per punto la legge. Ringrazio chi ha partecipato, abbiamo fatto Si una ricorda chi squadra. era presente? A Allora, memoria un po'. era il professor Bettiol, c'era Matteo Cavalcante della Per Veneto Banca, c'era Fulvio Cavallari dell'Adusbef, De Biasi Enzo, inviato diciamo da Codacons, che poi però vabbè. Andiamo sulle cose concrete. E poi c'era Milena Zaggia del movimento Risparmiatori Traditi, poi c'era Movimento Difesa dei Cittadini Matteo Moschini e poi c'era anche i consumatori attivi per delega, mi sbaglio? Consumatori attivi di Puschiasis. Benissimo, sì, per delega con l'avvocato Fulvio Cavallari. Poi c'erano altre deleghe con Milena Zaggia, anche la Elena Bertorelli di Casa Consumatore aveva detto che non poteva venire. Magari quando pubblicherò questo video cercherò di mettere anche l'elenco esatto. Antonio Tognoni della Unione Consumatori Nazionale, quindi diciamo c'era un folto gruppo di persone più una cinquantina di risparmiatori a testimonianza del lavoro che è stato fatto. C'era anche i soci banche popolari? No. Non c'era? No. Per conoscere. Lei ha invitato tutti comunque? Sì, no, okay. Diciamo che io ho invitato la lista del tavolo, poi ho informato con una mail tutti, però la domenica mattina alle 8, dire la verità. Noi che chiedevamo la Banca Popolare di Vicenza era stata... No, non era... Fanno parte del tavolo, non sono venuti. Avevamo invitato, però... Vabbè, no, solo per sapere un po' chi c'era e chi non c'era. Noi abbiamo invitato... Coordinamento non torta? Non era nella lista, però l'abbiamo invitato, ho chiamato io la Caterina Barato se riuscivano a venire, insomma. Okay. Però, lo dico perché anche noi abbiamo organizzato abbastanza rapidamente questo incontro perché i tempi stringevano e abbiamo chiesto a Patrizio di invitare altri esponenti. So che ha invitato l'avvocato Moschini, però non ce l'hanno lei si rende conto anche dei tempi che erano ristretti, quindi comunque sicuramente la controllerò io perché non vada oltre quello che no, allora sicuramente noi abbiamo fatto una proposta, naturalmente noi miriamo al massimo per i risparmiatori. Quindi... La proposta è quella che lei ha inviato con un comunicato stampa sintetico o è compresa in quel comunicato che pubblicheremo oppure è più ampia di quel comunicato che lei già ha inviato? Allora noi ieri sera abbiamo inviato al MEF questa proposta e poi abbiamo fatto per conoscenza la stessa cosa a tutti i parlamentari e alla Regione Veneto. La proposta era del tavolo di coordinamento, i presenti del tavolo di coordinamento. No, là c'è tutta la modifica. No, dico, la proposta partiva dai presenti del tavolo di coordinamento. E chi ha dopo successivamente condiviso, che sono tutta una serie di associazioni, quindi c'è la lista. Questa posso averla, questa lista magari? Certo che sì. Così possiamo pubblicare insieme al video? Trasparenza. Anche perché è giusto che tutti sappiano, noi abbiamo cercato naturalmente di chiedere al massimo, ecco, ci rendiamo conto che quello che a noi interessa è che il 30% cosa viene chiesto esplicitamente? 30% sia un acconto senza il tetto di 100.000 euro, che venga levato via il problema della rinuncia a eventuali cause, quindi se tu mi dai il 30% io rinuncio a far causa per il 30%, non per il resto. E poi la semplificazione, quindi abbiamo legato tutto a quello che è successo, che è una truffa,
anche se non è stata confermata da una sentenza, che non serve, e l'abbiamo fatto capire a tutta la politica. Quindi lo stato della truffa c'è, perché è stato confermato dai 2 procedimenti di Veneto Banca, Popolare e Vicenza, che sono Cioè in atto. non sono oggi stabiliti i responsabili, Ma non serve, ma la truffa c'è, diciamo. Ecco, ma non serve. Poi non serve la condanna di qualcuno, perché l'evento catastrofico È c'è riconosciuto come stato. tale. Difatti la commissione parlamentare d'inchiesta lo ha dichiarato, L'ha certificato. Detto questo, noi diciamo attenzione, perché se tu non mi hai avvisato e io sapevo che la banca andava male, quindi tu mi davi le giuste informazioni, tu non me le hai date e io sono stato praticamente vittima. Allora, di questo capo 3, capo terzo, articolo 38, che già esiste, pubblicato anche sul nostro sito, ma che poi verrà modificato anche in base a questi vari input che sono arrivati, si spera in meglio. Facciamo un po' una piccola sintesi. Possono attingere a questi fondi gli azionisti. Io li chiamo azionisti, in effetti è sbagliato, sono azionisti dal punto di vista tecnico, però Comunque, sono dei risparmiatori soci, sono dei risparmiatori di Banca Popolare di trasformati in Vicenza. Sì, ma non azionisti. torniamo su questa vecchia situazione, perché noi l'abbiamo sempre condivisa questa non è una teoria, questo è un fatto. Allora, Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, poi le 4 banche risolte, quindi Carife, Banca Marche, Carichieti, chiedo scusa, e Banca Etruria del Lazio. Poi, grazie a lei, grazie a lei Banca Credi Veneto, e poi io sono andato a scartabellarmi delle carte. Bravo. Quindi abbiamo aggiunto anche la Banca di Paceco, Banca Alta Padovana e Banca delle Cooperativa delle Province Calabre. A volte i giornali servono. No, servono tanto. Quando vanno a guardare i documenti. Pensi, direttore, che quella sera io sono stato chiamato da Credi Veneto, da dei risparmiatori che erano allo stremo, e sono andato là proprio per caso, anzi mi ricordo che ero proprio qua da lei quella sera. Ma infatti l'hai visto di Credi Veneto? E io, a me mi dispiaceva, però mi sentivo che dovevo andare. Non prendiamo documenti, guardi, per far capire che questo fondo salva la vita alle perché persone. spieghiamo un po' a chi non lo ricordasse che ormai noi siamo esperti in questo campo. Questo fondo riguarda un certo periodo storico dal 15 novembre del 2015, tutti parlavano delle 4 che sono comunque come numeri e come consistenza di denaro sono i più ampi, quindi le 2 banche venete e le 4 diciamo quelle risolte, compresi anche gli obbligazionisti in qualche modo. Poi però in questo stesso periodo erano state messe in liquidazione coatta amministrativa, e siccome la legge 205 ripresa da questa legge non fa i nomi delle banche ma fissa i paletti, altre banche in liquidazione coatta. Allora lei ha scoperto, grazie ai soci, Banca Credi, e io mi sono messo a guardare le carte e ho trovato le altre 4 banche, quindi le altre 4, quindi anche al MEF le ha dato questa comunicazione. Infatti hanno anche loro, da quello che so, hanno i loro rappresentanti nel comitato, nel tavolo di coordinamento, e questo è il risultato. E io sono uno di quelli. Sono solo importi enormi, però globalmente, ma sono 24.000 importanti per le 24.000 persone, perché il totale è molto più basso, però per ognuno 50 milioni ognuno di quelle persone ha sofferto tanto quanto quelli più noti delle popolari, e soprattutto purtroppo hanno fatto che la giustizia sappiamo che non funziona. Io faccio una piccola sintesi e poi lei chiude con un appello a questa legge, con le modifiche che speriamo vengano accolte in gran parte, tra cui io avevamo anche proposto di azzerare i costi legali per la quota quota lite, però questa è anche una clausola, quella di dare una percentuale a dei legali o delle associazioni che poi una percentuale sul ristoro. Questa è illegale, però verrà recepita da questa normativa, e casomai non lo fosse è illegale, quindi questo ci si difende tranquillamente. A questo fondo accederanno le banche che abbiamo detto 10 banche, perché sono quelle che rientrano in quel perimetro, erano 6, sono diventate 10, grazie a lei, grazie al nostro giornale. Accederanno anche gli obbligazionisti, mi sembra, oppure quelli seguono una via diversa? Seguono una via diversa, perché il fondo di esatto, questo è per gli azionisti bancario, quindi che loro hanno fatto azionisti, e l'altro fondo degli obbligazionisti, che quello esiste già, tra l'altro sta già operando, bisogna utilizzarlo. Dice anche l'importo che dovrà versare intesa oltre allo Stato. Infatti si parla del 100% degli obbligazionisti. Rientrano in gioco anche chi ha aderito alla offerta di transazione. Chiaramente entrerà
a completamento dell'importo che ha preso e in subordine, maniera no, è postergato sì, questo degli è vero. altri che Cioè, non hanno. prima arriveranno chi non ha avuto niente, poi, E poi si guarderanno le pratiche di chi ha avuto già Certo. qualcosa e comunque rientreranno. Certo. Rientreranno se ci sono i requisiti, ma penso che sia palese, tutti quelli che hanno sottoscritto le azioni prima o le hanno avute in eredità o le hanno acquistate. Chiaramente con un paletto. A quanto gli sono costate più costi non certo alle quotazioni che Questo sono è chiaramente ovvio, truffaldine, questo bisogna è essere ovvio. anche, Cioè, anche seri quello nelle che è richieste. stato versato è un diritto di un risparmio tradito. In più c'è questa è. promessa di togliere la clausola, o perlomeno di limitare la clausola di non coinvolgimento legale di terzi, quindi la stessa Certo. banca, ma soprattutto Banca Italia, Consob, società di revisione e chi altro fosse responsabile per le quote parti non incassate, perlomeno per la parte delle quote parti. E tra l'altro questo penso sia coerente anche con la linea perlomeno dei 5 Stelle, perché i 5 Stelle sono contro la prescrizione, quello sarebbe un modo di fare una prescrizione bancaria in quel caso. Ma io sono Allora, fiducioso. se questa è la sintesi di massa, poi inviteremo aggiornati sui dettagli. Io sono fiducioso. Che messaggio lancia? Io ai soci? invito tutti ad essere fiduciosi. Quello che, perché purtroppo è passato una notizia diversa, ma non è così, cioè il governo sta lavorando nella direzione giusta, i soldi li hanno trovati e ci sono, quindi non si può assolutamente dare delle notizie sbagliate. Questo è un momento di essere fiduciosi, Altrimenti perché in questo momento ci sono persone che speravano e che aspettano il fondo come una manna dal cielo, e sentire una notizia diversa da quello che è la realtà potrebbe essere veramente un problema per tante persone. Quindi io invito lei, direttore, e tutta la stampa, quando fate o date notizie, giustamente datele, però stiamo attenti, perché l'8 di novembre al MEF il governo e i sottosegretari hanno dimostrato coerenza e fattività e immediatezza. Quindi nessuno può dire il contrario. Se qualcuno dice il contrario, vuole il danno dei risparmiatori e non è giusto. Posso chiudere io? Chiede permesso? Ecco, questo l'ha detto a nome del tavolo di coordinamento, perlomeno di chi era presente. Certo. È brutto istituire un tavolo e poi non essere presenti a questo tavolo, lo dico per gli assenti, a meno che non siano d'accordo. Io direi, condivido l'appello di Patrizio Miatello, questo appello lo valutasse ognuno nella sua singolarmente, perché penso che non vada corso il rischio che già si è concretizzato, cioè una legge, quella 205, che rimane con impalcatura, che poteva essere attuata subito e integrata subito dal 30 marzo per le opposizioni, a volte che apparentemente si capisce adesso che sono opposizioni fatte per perdere tempo, hanno portato a perdere tempo, risultati positivi perché viene integrato il fondo e così via, ma si poteva partire prima. Evitate, questo è il mio messaggio personale, evitate che per metterci la bandierina su del più bravo si perda anche quest'ultimo treno, che questo secondo me è l'ultimo treno, perché non lo augura nessuno, speriamo di no, ma le crisi latenti sono tante e quel denaro che può essere convogliato verso chi per primo ha subito queste crisi potrebbe umanamente prendere anche altre strade. E vorrei essere molto concreto, perché altre banche sono in sofferenza, lo spread, non faccio discorsi politici, qui attenzione, non rinviate ulteriormente, cominciate ad accedere a un recupero che comunque sarebbe storicamente sostanziale. Poi, e sarebbe il primo nella storia. Il primo recupero non è per legge, l'ho letta, l'ho commentata e ve l'ho presentata, perché amo presentare i miei commenti, amo farli sulle carte. Quella carta non chiude a aggiunte rispetto all'iniziale 30%. Se poi sarà il 40% iniziale, tanto meglio, ma non è una strada, questo e basta. Ecco. Posso fare un augurio? Sì, purché sia rapidissimo. Allora io faccio un augurio ai sottosegretari Bitonci e Villarosa, perché oggi gli sono arrivate le nostre proposte, fate presto, noi siamo con voi e vi diamo la massima disponibilità se ne avete bisogno. Ecco, diamo anche l'orario, stiamo chiudendo questo appello.
alle 16:40 del 13 novembre. Quindi così sapete tutti quando l'abbiamo fatto. E grazie. Arrivederci e ci teniamo aggiornati.